Eder. Mac. Pallister. Ciao caro Eder. Salve a tutti. La Cattaneo ha depositato da giorni la super perizia. Abbiamo per ora la disponibilità solo delle conclusioni e 8 punti in esse. A me personalmente bastano, perché tra le righe so leggere benissimo, avendo oltre 10 anni di studi di medicina legale. Bene, è giunto il momento di fare la quadra e capirci meglio, perché il cerchio si stringe e comincia a rafforzarsi. La mia idea dell'omicidio di prossimità dentro il parco dell'ex Op Signori. Avevate dubbi in merito? Bene, analizziamo con dovizia di particolari i punti. Sentirete che ho delle novità pazzesche che suonano come una bomba nucleare. Pronti? Ed allora partiamo. Come sempre, tenervi ben saldi, ed fallo anche tu. Mi raccomando, allacciate bene le cinture. Si dà il via all'analisi tecnico, medico-legale e scientifica. Nei primi 3 punti emerge che in oltre 200 pagine si sia ottenuta prova genetica, botanica, medico-legale, di un omicidio diretto per soffocazione esterna, mediante un intermezzo, nel contesto di un'occlusione della bocca. Per questo non ha potuto gridare. E non è stata sentita. Inoltre, è certo che esistano molti peli ignoti sugli indumenti, sul pube, sui sacchetti, come anche il DNA sulle unghie e sugli slip non appartenenti a Sebastiano o Claudio, ovvero di alcuni degli attenzionati. Andiamo oltre sui restanti punti. Esistono plurimi atti lesivi sulla testa, non solo la tempia, inoltre al torace ed arti. La donna è stata letteralmente menata di brutto. Ciò pochi minuti prima del decesso. Ciò leggiamo il punto 4, per cui la cosa è molto più grave del prima detto. Vi rendete conto che la Lily è stata picchiata a sangue, oltre che semplice ceffone o manata signori, ma c'è dell'altro e molto anche. Le lesività sono su più punti e poli di impatto. Significa che le manate o calci sono venute da diverse direzioni sul corpo. C'era intenzione, quindi, di aggredire, e non è stato un gesto di impeto. Un solo schiaffo, per capirci. Le posizioni delle lesività sono asimmetriche tra loro. Inoltre, tutto è successo il 14 dicembre. La Cattaneo ritiene in quel punto boschivo e che non sia stato spostato il corpo. Ciò emerge dagli studi botanici sul manto vegetale. Inoltre, non c'è congelamento del corpo, non ci sarebbe nemmeno spostamento. E lei sarebbe rimasta 21 giorni lì, fino al ritrovo del 5 gennaio, quindi soffocata, dopo essere stata malmenata con urti, pugni, graffi, al capo, mano destra, torace ed arti. Ciò quanto si legge negli 8 punti. Io adesso invece leggerò tra le righe ed arrivo a capire tutto ciò che ancora non si sa. Avrà del pazzesco, ma spiega tutto. Liberi di credermi o meno, fate voi, avanti. Allora, credi di aver capito cosa è successo? Eder mostra la foto che raffigura la parte superiore del Museo Antartide. Ivi esiste un'arnia di produzione di miele. Accanto un abitatato fatiscente. Gli può essere accaduta l'aggressione e di fronte al luogo del ritrovo. L'indizio mi arriva da una segnalazione di una perdita di occhiali da vista fatta a gennaio 2022. Eder mostra la foto Google Street, nonché l'avviso di recarsi al posto delle fragole. Ciò detto, l'aggressore ha utilizzato una coperta per coprire il corpo, e solo dopo i sacchi grigi. Per questo si trovano peli ovunque, come anche sul pube, oltre DNA di terzi sugli slip e sotto le unghie. Il corpo dovrebbe essere rimasto fino al 31 in quella casa fatiscente accanto, poi spostato dopo aver sentito Covalero dire che sarebbe andato lì in zona a cercare. Ma adesso cerchiamo di capire. È vero che il corpo è stato lì diversi giorni, non 21 ma almeno 7 o 8 giorni? Sì, da capire se c'è stato il tentativo di abuso visti di DNA sugli slip di Lily. Per il resto, l'aver trovato propoli di api, resina di api, ci fa capire che i sacchi provengono da una zona a presenza di allevamento. Lì c'è, e lo abbiamo trovato a meno di 150 metri. Esiste anche un luogo coperto abbandonato accanto? Inoltre Lily portava gli occhiali da vista. Sono i suoi quelli trovati lì avanti e di cui alla segnalazione gennaio 2022. Lì a terra da diversi giorni. Inizio colluttazione, scesa dall'auto parcheggiata lì. Siamo alla svolta. Lily dovrebbe aver accettato un passaggio in auto e sono saliti fino a quel punto.
Gli aggressori, come provato, sono almeno 2 uomini, ed uno la soffoca e malmena, in concorso con l'altro. Tutto sembra portare a questo luogo. Prego Eder di portare a conoscenza tutti ed i familiari di quanto, di andare subito ad indagare il posto parlando con gli inquirenti di riferimento lì, siamo alla svolta. Il contesto dovrebbe, come detto, essere socio-sanitario ed ecologico, maturato, come già vi ho detto, tra il museo e la serra. Se la Cattaneo dice che Lily è sempre stata lì, dobbiamo trovare una via di mezzo, ovvero doveva essere lì da non meno di 7 giorni, per cui almeno dal 30 dicembre, dopo aver sentito Covalero su Facebook. Quindi può ben essere che solo dal 31 il corpo disse lì, prima nascosto in quella casa diroccata accanto alla Arnia, corpo coperti da coperta con peli, poi spostato. Nel frattempo erano presenti temperature adatte. Si spiega così che alcuni cani fiutano dopo il 30 una presenza. Inoltre dopo giorni si vedrà anche un uomo dalla barba bianca girare lì, cosa insolita. Tutto sembrerebbe quadrare adesso. Serve solo avere i giusti riscontri. Restano quindi aperte le 2 piste. Quella di Eder che pensa al familiare stretto. Ricordate la coperta? Quella mia, che penso ad un uomo terzo dell'area sociale ed ecologica che porta Lily lì, in auto, in separata sede. Dentro quel boschetto accanto alla Arnia, con una mano sulla bocca non avrebbe potuto gridare tanto. Lì le percosse mortali e la morte. Ciao. Non si può prendere la perizia della Cattaneo buona solo in parte, o tutta o niente. Se si dice che Liliana non è stata lì, allora si attacca alla prima parte della perizia e si finisce per screditare anche il restante. È un traguardo questo qua, perché decreta quello che ho sempre sostenuto io, cioè che Liliana non si è suicidata, è stata uccisa. Dopo questa perizia appunto sono state riscontrate ulteriori lesioni, ulteriori colpi e in più hanno detto che è stata soffocata, che la morte è dovuta a un soffocamento. Dopo aver sopportato anche tutti questa bastonata purtroppo, perché povera mia sorella, lei è stata bastonata. E niente, adesso io spero che si inizi nuovamente tutto, che venga controllato. Praticamente questo è stato il primo punto richiesto dal GIP con altri 24 punti che devono essere appunto controllati e visti. Parlava di cinghiali, di formiche, di vari insetti, di cose che se il corpo è rimasto lì sarebbe stato attaccato da cinghiali che giravano qua e là. Sebastiano, sentiamo sempre ringraziare l'associazione Penelope e tante altre persone. Secondo te invece chi bisogna ringraziare se si è fatto un po' di verità? Youtuber, quello che ha creato tutto sto casino, tutta sta roba, sono youtuber. Io non ce l'ho con i youtuber perché conosco parecchi di loro che fanno il loro lavoro bene, riportano ogni giorno quelle che sono le cose. Ah bene, allora se quelli che riportano le notizie per come sono ti vanno bene, sono sicuro di essere uno dei tuoi preferiti. Ma quelli che veramente scrivono cose indecenti, copia e incolla, non hanno la minima idea di quello che è la storia. E questo io dico, queste persone qua devono stare zitte. Intanto guarda, bisogna chiarire queste cose che comunque fanno parte di queste querele che sono nate. Io contesto quello che ha detto Gabriella, sono suoi pensieri, sue cose. Di conseguenza l'unica cosa che non mi piace di quello che hanno fatto Gabriella e Salvo quando sono entrati a casa mia con uno stratagemma lo dice anche lei, lo sono a casa, e arriva questo messaggio sul telefono di Liliana e ho detto oh ci sono i telefoni di Liliana e vengono lì e cominciano di qua, di là, una cosa e l'altra. A un certo punto a me non dicono niente che Liliana è scomparsa e questo non lo perdonerò mai. Alle 7 di sera mi fanno una testa così che devo andare in questura a denunciare l'assenza di mia moglie alle 7 di sera. A un certo punto sono andato in questura qualche giorno dopo, ho detto guardate c'è questo numero di telefono che è sempre lì che telefona e ho
fatto vedere alla polizia, ho fatto un'osservazione su questo. Perciò io non sapevo esattamente, perché non c'era il nome Sterpin e una cosa e l'altra, c'era questo qua che chiamava qua e là, poi rispondevo e faceva così, ma era roba vecchia, e quindi c'è uno stalker. Io voglio solo dire, quando mia sorella non mi ha risposto al messaggio, dopo ho cercato di contattarla e non mi ha parlato, sono riuscito a parlare con il marito, l'ex marito dico, e mi ha detto no, che hai lasciato i telefoni a casa. E già là mi sono allarmato, perché conoscendo mia sorella, è nata 2 anni dopo di me, ho vissuto con lei da bambina, che era bambina, la conosco benissimo, purtroppo. E niente, si è dimenticata, non credevo già quella volta là. Nei giorni seguenti io ho chiesto andiamo a cercarla, vediamo. E invece purtroppo il comportamento che lui ha avuto non era consono a una persona che ha vissuto 32 anni con un'altra persona, non ha fatto niente per cercarla. Ma il minimo, proprio il minimo, non so, andiamo a parlare con qualcuno, mettiamo una foto, ci informiamo, non ha mai fatto niente. L'unica cosa che ha sempre ribadito, aspettiamo. E io non capisco cosa devo aspettare. Ecco. Bisogna chiarire le cose. Io vado in questura, faccio la segnalazione di scomparsa di mia moglie. Dopodiché ogni giorno e più volte di ogni giorno io ero in contatto con gli inquirenti e chiedevo se avevano notizie, se hanno qualche cosa, se hanno cercato. Io per settimane, quei movimenti sono un po' strani, nessuno potrà sostituire Liliana nel mio cuore. Allora, lei lascia i documenti, lascia i telefoni, lascia tutto. Il giorno del ritrovamento è stato riscritto il manuale del piccolo ritrovatore di un corpo senza vita. Io ho visto completamente questo film, anche proprio volevano sapere se fosse lei e basta. Questa era proprio la priorità per tutte le persone che erano là presenti. Non appunto chiudere il sacco, era già chiuso, caricarlo, portarlo all'obitorio e dopo là sul tavolo normale fare il lavoro che doveva essere fatto con con gli strumenti, le luci che avevano là. Io non sono un profano di questo, però vedendo anche nei telefilm ho visto che hanno altre attività, non quella di controllare subito chi fosse la persona trovata. Poi 5 giorni no? è stato fermo in obitorio il corpo. Esatto. Diciamo che questo signore qua si è fatto un film, guardi, te lo posso assicurare, io non crederò mai a questa storia d'amore. Lui ha travisato il comportamento di Liliana, che è affettiva, che è tutto fatta così, qua e là, per una persona che comunque a una certa età, che aveva perso la moglie, che comunque si conoscevano da 40 anni, che avevano forse avuto anche una storia insieme e di conseguenza lei gli è stata vicina, ha cercato di darle una mano, ma lui dice quello che dice lui. Io mi adeguo a quello che Alice e Paolo Bevilacqua, che sono i miei legali, dovranno in questi giorni valutare. So che oggi sono entrati in possesso di questo incartamento e d'altronde sia il dottor Baresani che il generale Garofano vedremo cosa ne pensano loro di questo, quello che è successo. Comunque ribalta un po' tutto quello che è stato detto fino ad oggi, i cinghiali, le formiche. Veramente io non riesco più a capire niente, guarda. Vediamo, io ho massima fiducia in quello che la procura poi ci dirà, insomma. Io penso che comunque gli inquirenti hanno verificato sia con le telecamere sia con altre cose. Io a un certo punto, finito di fare i coltelli, ho la bicicletta in studio, io lo chiamo studio. E sbagli, perché tu lo devi chiamare Egregio Studio Laboratorio di via Donadoni 36. Poi ce l'ho una bicicletta in macchina, ce l'ho una bicicletta anche a casa e adesso ce n'ho anche un'altra quarta, no?
Però da studio vado a farmi questo giro in bicicletta, è stato tutto documentato. In realtà c'è un buco di 3 ore, non si è mai capito che hai fatto tu in quelle. Cosa posso farci io? Lì in quel periodo là, con quelle celle che c'erano, con cose che probabilmente adesso magari saranno state cambiate, potenziate, una roba e l'altra, io dentro in studio, a volte sì, a volte no, dipende dal tempo, da tante cose, tanti fattori, io a un certo punto non avevo segnale. Tu ci segui sui social? Guarda, pochissimo perché quello che vedo, quello che sento è pura fantasia e peggio di più. Specialmente mi riporto su quello che ho detto poco tempo fa. Io non ce l'ho con gli youtuber perché ci sono youtuber che sono capaci, bravi, fanno questo lavoro di ricerca, di esposizione delle cose che comunque sono interessanti e molto valide, però c'è una montagna di gente che dice veramente fantasie, porcherie, mancanza di rispetto. Sì, tutto questo crea che tutta la gente che guarda sta roba qua dice allora è stato Sebastiano, capito? Sei stato molto bravo e preciso nel simulare il gesto dello strangolamento. Quando è stata intervistata la nostra Mura con il dottor qua che gli spiegava, anzi l'ha presa vicino e gli ha fatto così, io mi riferisco a quello, non è che io lo so perché forse Liliana può aver avuto questo. Ho visto molte volte questa operazione fatta da questo dottore che la prende per dietro, gli fa così e allora io ho ripetuto il gesto. Ma le chiavi di casa, effetti personali? È sparito. Io non sapevo della sparizione di queste chiavi. Io l'ho saputo quando qualche settimana dopo sono venuti un pomeriggio da me, hanno suonato, sono entrati, gli dico come mai? Siamo venuti a provare le chiavi che abbiamo trovato lì di Liliana. E io ho detto guardate che queste sono le chiavi di riserva perché erano legate con uno spaghetto. Ecco, tutto qua. Io delle chiavi non sapevo. Evidentemente qualcosa è successo in quel contesto lì. Non lo so io, non sono a distanza di tempo, è difficile dare una risposta a questo, ma noi si aveva le chiavi di riserva, anch'io tante volte ho chiamato Liliana, guarda ho detto ho dimenticato le chiavi a casa, magari ci vediamo, ecco così. Giustamente il fratello Sergio a un'intervista dice che Liliana gli aveva confidato che dietro un quadro c'erano dei codici. Non dire niente a Sebastiano perché lui non deve sapere queste cose qua. E questo per me. Quindi forse ti sei arrabbiato tantissimo quel giorno perché avevi scoperto dei codici? Noi abbiamo cercato, nel momento in cui io sono venuto a conoscenza, abbiamo cercato di te, i quadri non c'era. Allora ti sei arrabbiato perché non hai trovato quei codici e volevi sapere dove erano? Io ho Stapay e lei aveva un conto bancario. Sì, che io non c'entro niente con quel conto là, perché c'erano quei 50.000 euro bloccati lì, si voleva comprare l'appartamento dove viveva la mamma, che era già in previsione di prenderlo, poi le cose sono cambiate, e poi c'erano i suoi soldi, le sue cose che abbiamo trovato poi, che erano, non lo so, cioè io mi ricordo solo che c'erano questi 50.000 euro, di altri no. Noi abbiamo già estinto un terzo di questi soldi sono andati al fratello e 2 terzi sono andati a me. Normalmente io non li ho mai visti. Io li ho chiesti, ma c'è un altro conto, c'è quello, mi hanno detto di no. Quel conto lì non esiste. Io sono andato lì parecchie volte, io l'ho detto chiaramente quando sono stato sentito. Avevamo circa 6-7 mila euro a disposizione, che questo si usava durante i nostri viaggi in Grecia. Una parte erano di Liliana, una parte era mia. Io devo ancora capire perché è successo questo. Hai scoperto che tua moglie è stata uccisa, che è stata trucidata, hai scoperto che c'è un killer in libertà e il tuo unico pensiero va agli youtuber che ti stanno creando un bordello. E non pensi nemmeno al fatto che potresti essere indagato? Assolutamente no, non mi crea nessun problema, a 360 gradi. Non solo io, Sterpin,
vicini di casa anche devono sentire. Le salvo perché sono venuti a casa mia con uno stratagemma, non mi hanno informato che loro erano a conoscenza che Liliana era scomparsa. Questa è la cosa che non perdonerò mai. Il fatto che io poi sono tornato a casa, abbia trovato la luce accesa e la sparizione di queste chiavi mi fanno pensare che qualcuno sia entrato in casa. Bisognerebbe partire da quella telefonata di 16 minuti fatta dal Sterpin e da Liliana il giorno 13, il giorno prima che Liliana scomparisse. E in questa telefonata evidentemente 16 minuti c'è stata una discussione, poi secondo me la telefonata delle 8:22 del giorno dopo per me è lì la chiave di tutto. Il mio pensiero, io non faccio accuse a nessuno. Il momento non è passionale ma economico. Lei aveva un segreto che non poteva portarlo via. Mia sorella è stata uccisa, non si è suicidata. Aveva tutti i segni sul lato destro, il naso, lo zigomo, il labbro. L'hanno massacrata. Sebastiano non ha mai fatto niente per ricercarla. Gli parlava sempre al passato. Era come se lui sapesse già che era morta, perché dall'inizio è salito in macchina mia e mi fa: Sergio, io senza le Lilli non riesco a vivere, ho 560 euro di pensione al mese. Boom. Il suo pensiero era i soldi. Lei aveva un segreto che non poteva portarlo via. Sono stati trovati dei soldi in casa, 20.000 euro. Mia sorella, io penso che sapesse come lui si procurasse quel denaro, che non era una cosa legale. Io penso che lo odiasse, perché lei voleva andare via. Lui è una persona astiosa, cattiva e uno che perde il controllo. E potrebbe arrivare ad uccidere? Penso anche di sì, non ho nessuna paura. Essendo il fratello di Liliana, penso di avere il diritto di dire quello che penso. Se non è stato lui, che provi proprio che non è stato lui. Dopo 3 anni e mezzo che dichiari cosa è successo, che abbia il coraggio di lavare la sua coscienza, se ce l'ha. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.